Hanno sfidato lo smog di camion attraversando a più riprese la strada che attraversa il centro di Gaiarine. Obiettivo: attirare l'attenzione sul problema che sta mettendo in ginocchio il paese. Loro sono le mamme dei bimbi che frequentano le scuole materne e le elementari a Gaiarine. Le aule si affacciano sulla strada dove transitano ogni giorno migliaia e migliaia di mezzi pesanti dopo la chiusura del vicino casello della 28 a Pianzano. Oltre allo smog, un aerosol tossico assicurato ogni giorno, c'è anche il problema della sicurezza, per esempio nell'attraversamento stradale. È impossibile, specialmente per i bambini che devono andare a scuola o qualsiasi persona che comunque deve attraversare la strada. Ultimamente purtroppo ci sembra che le cose siano cambiate, sia peggiorato ulteriormente la cosa. Ecco che tipo di mezzi arrivano a passare nella strada stretta nel cuore di Gaiarine, dove i genitori ogni giorno portano decine e decine di bimbi a scuola. Siamo uguali ai genitori di Godere e tutti gli altri genitori che hanno fatto questa protesta, hanno fatto chiudere l'autostrada, l'uscita dall'autostrada, e adesso passano tutti di qua, e quindi non riesco a capire come mai chi ci sta governando non riesce in questa regione non riesce a fare queste cose. Domani in programma un incontro con il sindaco, la prossima settimana un altro sit-in di protesta che vorrebbe questa volta coinvolgere tutta la cittadinanza. Gaiarine invasa dai bisonti che viaggiano su gomma. I cittadini chiedono che il traffico venga deviato subito fuori dal centro abitato, ma non solo, vengono chiesti anche più controlli sulla velocità, visto che in pochi rispettano i limiti imposti dal codice. Le mamme promettono che continueranno a dare battaglia.